Ciao Judy, in questa prima puntata impareremo a coniugare il verbo pevati e altri verbi simili. Pevati significa cantare. Questo verbo è regolare. In serbo però non possiamo suddividere i verbi come in italiano, per cui non significa che ogni verbo che termina in ati seguirà questo tipo di coniugazione al presente. Noi per ogni verbo dobbiamo sapere quindi non come termina l'infinito, ma come termina la prima persona singolare, dove scopriamo la vocale tematica, la vocale che si trova tra il tema e la desinenza, e la terza persona plurale, vedete che ho colorato qui con un colore diverso, che ci dice proprio il gruppo del verbo. Quindi questo gruppo, il verbo pevati, non è del gruppo ati, ma è del gruppo a, iu, vocale tematica e poi desinenza della terza persona plurale. Ja pevam, ti pevaš, on, ona, ono peva, noi abbiamo tre generi, questo è il genere neutro. Mi pevamo, vi pevate, oni, one, ona pevaju. Quindi sempre la prima persona singolare, terza persona plurale, importantissimi. Altri verbi che terminano in ati probabilmente seguiranno questa coniugazione, ma non è detto, tantissimi si comportano come altri verbi anche irregolari. Passiamo a un po' di esempi. Come verbo pevati possiamo coniugare anche il verbo igrati, slušati, slikati, imati, vraćati se, perché si usa di più come verbo pronominale. Per chi avesse, diciamo, il livello un po' più avanzato, non proprio avanzato, ma nemmeno principiante, vediamo due verbi perfettivi di pevati. Pevati è imperfettivo, zappevati è perfettivo, si coniuga sempre come pevati, zappevam, zappevaš, oni, zappevaju. Kad Jelena zappeva, svi su srećni. Zappevati significa iniziare a cantare, mettersi a cantare. Quando Jelena comincia a cantare, tutti sono felici. Otpevati, finire di cantare. Otpevati pesmu, finire di cantare una canzone. Kad Jelena otpeva poslednju pesmu, idemo kući. Quando Jelena finisce di cantare l'ultima canzone, andiamo a casa, per esempio se ci troviamo a un concerto. Riceverai queste slide nella prossima newsletter. Se non ti sei ancora iscritto o non hai scaricato la mia guida, trovi i link nell'info box sotto questo video. Iscriviti e mercoledì avrai questo materiale e anche un esercizio dove potrai verificare quanto hai capito del verbo pevati e altri verbi simili. Ciao, vidimo se uskoro!